che stavamo dormendo. A un certo punto sentiamo Nesia che va avanti e indietro sulle stanze, la stanza da letto e la cameretta. E lei si era affacciata probabilmente alla finestra e ha visto qualcuno, sicuro. È stata Nescia, questa bellissima lupa cecoslovacca, a sventare alle 2:30 di notte il furto nell'abitazione dei suoi proprietari in via Campana, a Mareno di Piave. Il cane ha messo in fuga il ladro, che poco dopo è stato sentito piombare al suolo dal terrazzino dove era salito utilizzando una scala, per poi dileguarsi nella notte. Nescia, dolce ed affettuosa, è molto protettiva nei confronti della sua famiglia e questo ha evitato che i padroni si trovassero faccia a faccia con il malvivente. Ci abbiamo lavorato tantissimo da quando va 4 mesi a portarla in campo e lei sa perfettamente quando è l'ora di attaccare per salvare noi più che altro. Però è stata tranquilla, lei si è appoggiata solamente alla finestra, alla zanzariera, non ha né abbaiato né fatto nulla, solo ringhiato. Grazie a lei non sono entrati in casa. Ma questo non è l'unico colpo tentato nella notte a Mareno. Sempre in via Campana i ladri sono entrati in almeno 3 abitazioni, compreso il bed and breakfast Civico 30. Sono entrati, però probabilmente non hanno trovato niente di loro interesse. Hanno rovistato nel deposito, ma non hanno preso nulla. Colpo riuscito anche in una villetta poco distante. Il compagno ha parlato con un vicino e anche lui hanno rubato delle cose in macchina. Un PC portatile, degli attrezzi di meccanica. Dopo via Campana i ladri sono passati nella vicina via Piave, ma anche qui gli è andata male a farli scappare i 2 cani di casa, Nano e Cracker. I cani si sono messi ad abbaiare in maniera furiosa, proprio erano tutti e 2 dentro perché dormono dentro. Eccetera. E mia moglie si è alzata per prima, li ha fatti uscire. I 2 cani si sono precipitati verso la recinzione posteriore di casa, ma solo al mattino i proprietari si sono accorti dell'intrusione nel garage, trovandolo aperto con l'auto dove qualcuno aveva rovistato e una bici abbandonata nella fuga nel giardino. E evidentemente è riusciti a portare fuori, è cominciato a portare fuori le biciclette e quando loro si sono accorti, perché hanno un udito, soprattutto il piccolo, che è una cosa incredibile, basta sentire un minimo rumore che lui e poi l'altro dietro. Evidentemente appunto sono scappati, eccetera, infatti andate via in fuga perché c'era appunto lì sulla stradina, hanno perso anche il berrettino. Degli episodi sono stati avvisati i carabinieri che ora indagano sull'accaduto. Il sospetto è che possa trattarsi della stessa banda che nei giorni scorsi ha battuto a tappeto Susegana e il Coneglianese.